giù le mani dalle pensioni e quindi alla volontà di questo governo di tagliare le pensioni dei professionisti sanitari, che sono sempre più in fuga da questo sistema sanitario che non li valorizza. Nursing Up, sindacato degli infermieri e dei professionisti sanitari in presidio a Piazza dei Signori per chiedere al prefetto di Treviso e agli esponenti del governo un intervento deciso contro la legge finanziaria che prevede un riconteggio a ribasso delle pensioni per gli infermieri assunti prima del 1996. Togliere questa rimodulazione delle pensioni sui professionisti sanitari, nonché anche le professioni non mediche. E l'altro punto riguarda quello di aumentare il finanziamento della spesa pubblica per la sanità, perché le assunzioni devono essere fatte in un modo continuo. Carenza di personale e di ricambio generazionale. Nel 2024 saranno circa 14.000 gli infermieri che andranno in pensione, posti che non potranno essere riempiti nemmeno assumendo tutti i neolaureati in infermieristica, ad oggi circa 10.000. Lo Stato sta rispondendo assumendo in stranieri, mentre nostre professionalità formate con eccellenza e qualità vengono allettate dall'estero, quindi vanno all'estero perché vengono offerti stipendi d'oro, tanti benefit che invece qui non abbiamo, e a volte anche lo stipendio è uno stipendio da fame.